Voglio stare un po' da sola per pensare, tu lo sai. Ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me. E tornan vive troppe cose che credevo morte ormai. E chi ho tanto amato nel mare del silenzio ritorna come un'onda nei miei occhi. E quello che mi manca nel mare del silenzio mi manca assai molto di più. Ci sono cose in un silenzio che non mi aspettavo mai. Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perdute. Ed io ti sento amore, ti sento nel mio cuore. Stai riprendendo il posto che tu non avevi perso mai, che non avevi perso mai, che non avevi perso mai. E quello che mi manca nel mare del silenzio mi manca assai molto di più. Ci sono cose in un silenzio che non mi aspettavo mai. Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perdute. Ed io ti sento amore, ti sento nel mio cuore. Stai riprendendo il posto che tu non avevi perso mai, che non avevi perso mai, che non avevi perso mai. Bravissima, bravissima Alessandra Giacomin, complimenti. Sono tutte esili ma hanno una voce queste ragazze, ma dove la tirate fuori tutta sta voce, tutta sta grinta? Complimenti, complimenti. Grazie. Alessandra. Perché hai scelto come apertura questa canzone, Alessandra? Perché è un brano che sono molto, ma molto affezionata. Poi in particolare Mina è imbattibile. È unica, è unica, mitica. è unica. E allora noi del silenzio, che forse in questi giorni andrebbe veramente ascoltato, questo silenzio dovrebbe essere ascoltato. Con chi ne parliamo questa sera, cari amici? Ve li presento subito i nostri ospiti. Allora abbiamo la mia sinistra la dottoressa Gaia Paiar dell'associazione Parliamone, vicino a lei Marco Pavan, che è il presidente dell'associazione Parliamone. Grazie, grazie di essere venuti con dei temi veramente importanti, con delle problematiche che tutti i giorni purtroppo dobbiamo convivere con queste problematiche e poi ne parleremo. Mentre alla mia destra abbiamo la nostra tesoriera Elvira Durante. Grazie Elvira, perché è giusto, è l'inizio dell'anno 2019 e noi dobbiamo essere trasparenti e chiari su quello che è successo nel 2018 e quello che abbiamo iniziato nel 2019. Vicino alla Elvira Durante c'è Luca Colussi, che è il responsabile provinciale Coldiretti Campania Amica. Grazie, grazie anche a lei di essere qui presente, perché questa sera abbiamo a parlare di tanti temi, ma soprattutto dei temi della solitudine, del silenzio. Noi apriremo appunto con questa associazione, Parliamone,
che è nata proprio per cercare di aiutare e di far sì che questo silenzio venga ascoltato, perché forse è proprio il silenzio che ha ucciso tante persone, il coraggio di non parlare, di non avere risposte, questa tremenda solitudine che ti aggredisce sempre di più giorno dopo giorno e non hai purtroppo punti di riferimento. Cosa vuole dire, dottoressa? Parto da lei, essendo anche donna, mi sembra giusto, Presidente, spazio alle donne, dopo aver sentito sta voce, certo. Ci darete un po' di spazio? Certo. Prego, dottoressa. Grazie. Allora sì, noi ci occupiamo proprio di queste tematiche, ci occupiamo del male di vivere in generale, nasciamo da alcuni casi di suicidio, per cui comunque nasciamo da quel tipo di problema lì e ci allarghiamo al male di vivere. In che senso? In senso ampio, appunto. Mi collego al silenzio e al fatto che oggi vediamo tante situazioni che non sappiamo bene come gestire, o meglio, magari le persone vivono momenti di crisi anche profonda e non hanno idea di a chi possono chiedere aiuto, e non hanno idea magari che in quella situazione si trovano tante altre persone, quindi non sono situazioni uniche, ma sono situazioni che riguardano tutti noi. E la cosa principale è proprio nel silenzio. Il silenzio sembra un qualcosa che noi non scegliamo quasi, no? Quando andavamo a scuola il decidere di non alzare la mano era comunque una decisione, e adesso, specie per quanto riguarda i ragazzi, noi vediamo sì che magari può esserci la notizia, il fenomeno che fa clamore magari sul cyberbullismo, bullismo, insomma in questo ambito, ma vediamo che la cosa peggiore in realtà sono le persone che stanno in silenzio, le persone che vedono le cose succedere e che non prendono una posizione. E quindi un po' il messaggio che noi vorremmo dare anche con l'incontro che faremo sabato prossimo è proprio quello di: parlatene, riuscite a chiedere aiuto, a capire che non siete soli, ma soprattutto anche a far la differenza, anche se non siete voi né vittime né carnefici, ma siete persone che in qualche modo vedono una situazione, quindi persone che assistono, persone che possono in realtà fare la differenza. Però, dottoressa, tante associazioni, tanti numeri di telefono, però poco ascolto in proporzione a quello che viene richiesto. Sì. Pensiamo agli anziani che vengono trovati morti nelle case, sì. Pensiamo ai giovani che si suicidano, pensiamo a tutti quei morti che abbiamo avuto nel ricco nord-est, che non c'era più, certo. Ricco, e hanno avuto paura, oppure hanno trovato troppi silenzi e troppe porte chiuse. Anche questo è da sfatare, non si può continuare a non ascoltare, però delle volte bisogna dare l'esempio, più che delle parole l'esempio. Le persone hanno bisogno di esempi. Presidente, cosa ci vuole dire? Allora, noi come associazione siamo nati nel 2015, dopo che la mia famiglia ha perso mio cognato, quindi mio suocero, mia moglie e mia suocera hanno perso il loro figlio più piccolo, appunto per suicidio. Lui aveva 19 anni e il motivo perché lo ha fatto ancora non lo sappiamo e mai lo sapremo. L'unica cosa che ha fatto è lasciato 2 biglietti, uno per la mamma e uno per il papà. Di più non Due biglietti? 2 biglietti, 2 lettere di saluto alla mamma e al papà. Sapere il perché non possiamo saperlo, e non possiamo sapere neanche il perché degli altri ragazzi. Ci sono moltissimi ragazzi che tentano e molti riescono anche ad ottenere il suicidio. Nella nostra associazione, per esempio, abbiamo un'altra famiglia, la mamma e il papà di Andrea, che fanno parte. Lui è morto nel 2013 e neanche loro sanno il perché di questo suicidio. Era un ragazzo brillante, andava bene a scuola, aveva amici, aiutava a casa, e come era di Enrico. Anche Enrico era un ragazzo bravo, a scuola aveva ottimi voti, era apprezzato da tutti gli amici, aveva la fidanzata, usciva, si divertiva. Perciò al di sopra di ogni sospetto. Esatto. Io mi ricordo con Enrico, perché parlo di Enrico e non di Andrea, perché ovviamente l'ho vissuta in prima persona. La sera prima eravamo andati a trovare mio suocero e mio cognato a casa loro, abbiamo chiacchierato, abbiamo avuto il caffè, ci siamo salutati e dopodiché io e mia moglie e con mia figlia siamo tornati a casa nostra. Alla mattina seguente, alle 7 di mattina, mi squilla il telefono, ma diciamo per la professione che faccio è anche normale che a quell'ora a volte squilli, e l'unico pensiero che avevo era: chi è che mi chiama alle 7 di mattino? Perché è un orario un po' strano, diciamo, se uno non ha un lavoro particolare. Lasciatemi fare colazione in pace. Vedo il numero di mio suocero, rispondo e faccio: ciao Lorino, come va? Le uniche 3 parole che mi ha detto: Marco, corri, ho trovato Enrico Fredo. Queste parole le terrò a mente a vita, purtroppo non si dimenticano. Ricordo che da casa mia a mio suocero sono circa 4 km. Se ci ho messo 3 minuti sono tanti.
Quindi, da non credere a quello no, che si era no. appena sentito al telefono. No. Di questo infatti, uomo distrutto, perché sì. un nonno, pensate voi, per un nonno, anche Mi per i genitori ma anche per questi poveri nonni. Ho che veramente... ho avuto forse la coscienza e quando sono arrivato ho detto dov'è, per chiedere dov'era il corpo, perché non volevo vederlo. Quindi il mio ricordo di Enrico è come me lo ricordavo la sera precedente. Allora, per ricordare Enrico e tanti ragazzi, voi avete messo in piedi questa associazione, Sì. formata anche da familiari Sì. di ragazzi, perciò molto importante, è vero dottoressa, proprio per far capire che delle volte il silenzio va ascoltato. Ma secondo lei, Presidente, non c'era qualche segnale, qualcosa? Cioè il ragazzo era un ragazzo molto espansivo, era chiuso, timido, nonostante amici, cioè il carattere di questo ragazzo com'era? Allora, Enrico era un ragazzo molto solare e con gli amici era, diciamo, era il burlone di turno. Pensate. Si divertiva, amava fare gli scherzi, era sempre in compagnia, aveva una buona compagnia e anche quando abbiamo parlato con gli amici nei giorni seguenti non ci credevano neanche loro perché ha detto non ha dato nessun segnale per far sì che capivamo noi di questo suo mal di vivere. Non ha dato nessun segnale. Allora, guardiamo il primo filmato. 2 vite spezzate dall'angoscia dell'oblio, del mal di vivere, della depressione, dell'illusione di essere soli, di non poter parlarne, di non poter essere ascoltati e capiti. Andrea ed Enrico hanno creduto nella bugia che nessuno avrebbe potuto aiutarli, che non tutto si può risolvere e che proprio le loro vite non erano più così importanti. Enrico ed Andrea non ci hanno dato il tempo, lo spazio e la possibilità di poter combattere con loro e per loro. Non lo hanno dato soprattutto ai loro genitori, che vivranno per sempre nell'angoscia di aver perso un figlio, il diamante più prezioso per un genitore. Chissà se avrebbero fatto questo gesto, se solo avessero immaginato quanto dolore e quanta angoscia avrebbero lasciato qui tra di noi, a quanta morte avrebbero fatto vivere ai propri familiari. Andrea ed Enrico forse non hanno pensato a questo, perché l'incubo del mal di vivere non ti fa pensare all'altro, non ti fa pensare che ci deve essere un altro modo, che parlare è l'unica soluzione. Dopo la loro morte, i loro genitori, dal loro dolore, hanno avuto la forza di creare un'associazione e attraverso questa hanno trovato il coraggio di rivivere ogni momento di dolore per poter aiutare l'altro. Hanno voluto creare un'associazione che potesse semplicemente dare lo spazio per parlare, per non sentirsi soli, per non sentirsi persi. Nasce da questo sacrificio l'associazione Parliamone, per poter garantire nei momenti di ascolto e di prevenzione sia per i ragazzi, per le scuole, per le persone. Come avete visto è stato un filmato veramente toccante, è stato proprio in diretta spiegato, commentato, ma in quel momento, in questa sala, quanta attenzione avevate, dottoressa Payar? Gli ascoltatori, perché so che ce n'erano tanti, sì. Ascoltavano, ma si ponevano anche la domanda che secondo me ci poniamo tutti: perché? Perché fanno questo? Arrivano a un gesto così estremo che proprio fa dire fine alla loro vita. Allora, era un auditorium particolare, nel senso che avevamo le scuole, avevamo i ragazzi, ecco. Quindi eravamo ospiti di Fondazione Zanetti con il papà di Carolina Picchio e abbiamo potuto parlare ai ragazzi e era un auditorium pieno e non volava una mosca, c'era proprio il silenzio, l'interesse anche proprio a voler capire, voler cogliere quello che stavamo dicendo come messaggio. Abbiamo le nostre 2 psicologhe che hanno fatto l'intervento, hanno fatto partecipare i ragazzi attivamente con una serie di attività e proprio abbiamo visto l'interesse, la voglia anche di capire, la voglia anche di poter fare qualcosa per essere d'aiuto.
I genitori, secondo lei, dottoressa Pajani, io continuo a dirlo, forse ascoltano poco, parlano poco con i loro ragazzi, magari bisognerebbe fare un passo oltre quello che è il dialogo quotidiano che si ha con questi ragazzi, perché io sono convinta che questi ragazzi stanno proprio gridando aiuto, loro non sanno più cosa fare per attirare l'attenzione. Cioè, forse li ascoltiamo troppo poco o non li ascoltiamo affatto, oppure li ascoltiamo in maniera sbagliata. Loro hanno bisogno, mi diceva un preside, più di parole, di esempi. La famiglia deve essere di esempio, deve dare degli esempi. Concorda con questo preside che mi ha detto questo? Concordo assolutamente, ascoltiamo, però le cose che non vogliamo magari vedere, lo dico anche da genitore, cerchiamo di non ascoltarle. Quindi in realtà noi stiamo vivendo un cambiamento generazionale importante come tutti i cambiamenti. In questo momento però ci troviamo a voler fare i genitori amici, genitori che si discostano da quello che è stato il nostro esempio, sicuramente ogni esempio poi ha pregi e difetti, però arriviamo magari a porre dei limiti ma a ritrattarli, quindi non riusciamo a essere un esempio nel senso proprio di essere autorevoli, quindi non autoritari ma autorevoli, non riusciamo a dire bianco e mantenere bianco, non riusciamo forse a capire due cose semplicissime, che il nostro compito di genitori in realtà è quello di rendere i nostri figli indipendenti, ma di farli dal giorno 1 proprio, ma anche di far capire loro che siamo qua per loro, sempre in qualunque situazione, qualunque sia il problema. Che non vuol dire, vabbè, non importa, non è successo niente, ti aiuto, ma ti aiuto anche se poi la lezione comunque ovviamente spero che tu l'abbia imparata. Nei filmati che noi abbiamo fatto vedere a Natale, quando io andavo su questi bellissimi presepi, sì, non ho mai visto tanti presepi viventi e presepi inclusivi come quest'anno, importantissimi. Sì. Quando io mi avvicinavo a un ragazzo o una ragazza e chiedevo cos'è di bello il Natale per te? Cos'è che rappresenta il Natale? E sa la risposta qual era, dottoressa? Stare in famiglia, avere la famiglia unita. Perciò pensate la risposta che mi davano questi ragazzi, loro non chiedevano regali, non chiedevano di andare chissà dove, anzi volevano stare in casa con la famiglia, la bellezza di vedere, mi dicevano, la famiglia unita, che non succede sempre, questo era il finale del discorso che mi facevano. Quanto bisogno hanno questi ragazzi di stare in famiglia, dottoressa? Faccio un appello, si rivolga ai genitori che forse non hanno tanti, non tutti, perché ci sono dei bravissimi genitori, come ci sono dei bravissimi figli, come ci sono cattivi genitori e cattivi figli. Però dobbiamo parlare a tutti. Quanto importante è il dialogo con i figli? Certo, il dialogo è importantissimo, ma è importante anche capire che le emozioni che questi ragazzi, i bambini anche, perché poi in realtà cominciamo a seminare dal giorno 1, come dicevo prima, le emozioni che portano sono magari emozioni negative che a noi fanno paura, però è importante invece che le esprimano ed è anche importante che noi sappiamo accoglierle nel modo giusto, quindi se mio figlio è arrabbiato lo lascerò sfogare la rabbia, non andrò subito a vedere cosa c'è, lascerò un altro tempo per questo. E a livello di tempo è molto importante che ci sia un tempo sia vero di qualità, però anche la quantità è importante, quindi bisogna riuscire a trovare una giusta via di mezzo tra le due cose. Sicuramente i ragazzi hanno bisogno di stare con noi, di viverci, di capire, di avere un dialogo con noi, nel senso che dobbiamo rendere semplice a loro tutte le cose che succedono nel mondo, anche quelle brutte, e dobbiamo riuscire appunto a trovare un modo di parlare con loro per come siamo fatti noi. Poi a livello di colpe si potrebbe fare un discorso ampio. Io credo che sia un mix, nel senso che tempi che cambiano, tecnologia che non sappiamo ben gestire, perché anche noi comunque i non siamo più social così che giovani. vi distruggono. Sì, ma non è tanto il male del social in sé, quanto che noi non riusciamo a dire guarda, questo si usa così, queste sono le regole, questi sono i rischi, devi fare così, a volte neanche noi sappiamo questo. E famiglie che comunque sono meno unite, sono insomma diverse, diciamo così. Presidente, come si approcciano i genitori, le persone che vengono da voi con questo sportello ascolto che avete fatto, con questo aiuto che cercate di dare dopo la tragedia che vi ha colpito? Allora, intanto facciamo vedere anche la locandina, sì, perché sabato ci sarà una cosa importantissima, la spieghi, prego Presidente. Sì, allora noi sabato abbiamo invitato questo uomo, perché ormai ha 50 anni, Victor Stout, è un... La faccia vedere alla telecamera centrale per cortesia, ecco, che così tutti la possono vedere. Perfetto. Siamo al Cafoncello a Treviso, all'auditorium del Cafoncello, abbiamo invitato questo signore che ha tentato il suicidio diversi anni fa e nel tentativo
finito male per lui e dall'altra parte finito bene, ha perso solamente le gambe, quindi è riuscito a sopravvivere. Da questa tragica vicenda lui è rinato praticamente, infatti rimergere si può, parliamone, è una frase che lui utilizza nei suoi eventi, e oltre a raccontare la sua storia cerca di motivare le persone nel voler vivere e nel voler abbracciare la vita in tutte le sue sensazioni, in tutte le emozioni che dà, sia nei piaceri che anche nei dolori, perché la vita purtroppo a volte dà anche dei dolori. E grazie a lui appunto teniamo questa conferenza il 26 gennaio alle 9:30 di mattina al Cafoncello a Treviso. Ecco, questo proprio per cercare di parlare di queste atroci suicidi, queste vittime innocenti, che sono delle vittime innocenti indipendentemente dall'età, che non sanno più cosa fare, dicono basta. Perché io penso, sa Presidente, che ci voglia più coraggio a morire che a vivere. Non sono decisioni prese facilmente, c'è una pianificazione che delle volte dura mesi, anni, ecco, prima di arrivare a questo gesto estremo. Io volevo chiedere anche a Alessandra. Alessandra, tu sei giovane, 20 anni, sentendo queste parole, questa associazione anche, che da una tragedia questi genitori sono riusciti a mettere in piedi un qualcosa di utile per il prossimo, cosa vuoi dire? Cosa ti senti di dire? Come li vivi i giovani? Come vivono i giovani, Alessandra? Avvicinati al microfono, prendi pure il microfono. Sì. Ah, non serve, ha detto il nostro regista, perciò puoi parlare che ce l'hai. Prego. Ognuno di noi giovani siamo molto diversi, però ognuno di noi ha anche un carattere diverso e combatte le proprie guerre interiori, anche se non lo dimostra. Hai usato una parola forte, guerra, cioè non una battaglia, una guerra. Voi state combattendo delle guerre dentro di voi e forse vi esprimete troppo per far capire che dentro di voi c'è una guerra, Alessandra. Per lo più perché noi giovani, dipende ovviamente da carattere e da personalità. C'è chi ha il coraggio di parlare e di esprimere cosa sta accadendo, come si sente, ma altri hanno paura, forse è il giudizio di essere giudicati. Ecco, importante la frase, ha sentito dottoressa Paiar? Hanno paura di essere giudicati, il giudizio della gente, della famiglia, delle persone. Cosa vuole aggiungere a quello che ha detto Alessandra, dottoressa? Che questo ci fa riflettere, intanto perché arriva da una ragazza di 20 anni, quindi arriva dal target, e quindi la parola guerra e la parola giudizio sono due parole fortissime. Hai sentito che roba? Aggiungo con una metafora che usa Victor nel suo libro e che usiamo anche molto noi psicologi, la difficoltà di vedere le giornate a colori, ma vedere in bianco e nero, con la speranza dentro di noi che domani si vedranno i colori. Oggi no, oggi in questa situazione non posso, ma domani vedrò i colori. Victor dice: io vedevo in bianco e nero sperando di arrivare a questi colori che non arrivavano mai, e poi sarebbero arrivati anche se passando insomma per il fondo. L'augurio è proprio quello di capire che ci può essere un modo per vederli questi colori, che ognuno ha i suoi, che non ce ne sono di giusti o di sbagliati. L'importante è appunto capire che queste guerre si possono vincere e soprattutto, cosa che diceva la ragazza molto importante, trovare il coraggio di parlare, di non stare zitti, perché anche stare fermi e zitti è una scelta ed è una scelta da non considerare. Elvira Durante, mamma, nonna, indipendentemente poi dei numeri e di quello che spiegherà lei dopo, però Elvira da mamma e da nonna. Lei è una figlia che insegna, perciò diventa anche educatrice, con dei valori, io l'ho conosciuta, fondamentali, proprio valori anche rigidi delle volte, ma fanno sì che questi ragazzi crescano dritti. Quanto fatica a essere genitore e poi quanta fatica a essere nonno? È abbastanza fatica, perché non puoi dargliele tutte vinte. Per esempio ieri la mia nipotina ha avuto un regalo in soldi molto importante e lei voleva spenderli subito in bambole, in cose, e mia figlia era d'accordo, io no, abbiamo anche non litigato, ma quasi, perché ho detto non puoi buttare via i soldi subito, ci sono tante persone che hanno bisogno, se li avessero dati a me quando avevo l'età di Veronica, io sarei corsa subito da una signora che sapevo che aveva difficoltà e che alle volte andava anche a carità a portarglieli, non avrei pensato. Sentite che tesoriera abbiamo, no? Avete sentito? È la nostra tesoriera,
Però Elvira, un'altra cosa che mi viene da chiederti, forse anche perché magari certe ragazze vivono in un mondo anche agiato e magari non si rendono conto delle difficoltà di altri ragazzi che vivono in famiglie meno agiate. Ma bisogna insegnare noi a loro che loro sono molto fortunate, ma ci sono ragazze molto sfortunate, quindi è inutile che loro buttino via i soldi, si divertano. Devono pensare anche alle loro compagne di scuola più povere. E anche al sacrificio. E anche al sacrificio, certo, devono fare dei sacrifici, rinunciare a qualcosa per darlo agli altri. Allora, io vi racconto un fatto che è capitato, che ho avuto la fortuna anche di conoscere, dottoressa, una ragazza che era a scuola con me, che lei dalle elementari metteva via tutti i soldini, Elvira, che gli davano, tutti, non si prendeva una caramella, non si prendeva un gelato, lei metteva via tutto quello che veniva regalato a lei. Non spendeva niente altro, tanto è vero che noi dicevamo ma dai, ma era una cosa che non rientrava, una caramella, un gelato, un qualcosa, niente. Sapete cosa è riuscita a mettere via? Che lei si è trovata a 20 anni che lei si è presa un piccolo appartamento. Pensate, lei, il suo obiettivo non era quello di mettere via chissà perché, lei aveva già ragionato che lei da grande avrebbe voluto una cosa sua, non data da nessuno ma fatta da sé. Pensate, da piccola è stata un'esperienza che io ho vissuto assieme a lei, che mi ha veramente toccato per capire come i ragazzi devono essere ascoltati, perché forse hanno le idee più chiare di quello che pensiamo noi. Cosa dice Luca? Penso che sentendo il tema di oggi pomeriggio mi sta interrogando molto. In Coldiretti, oltre che in Campagna Amica, seguo anche i giovani, per cui diciamo che mi sento molto sensibile a questo tema. Non è facile fare un parallelo con la propria esperienza. Lei ha figli, Luca? Non ho figli, Colussi. però è un tema, i ragazzi, la gioventù e soprattutto l'adolescenza è un tema su cui ragiono spesso. Penso che non è facile confrontare quello che è stata l'esperienza delle nostre generazioni con quello che è la cultura e la società in cui viviamo adesso. Sono convinto di una cosa, che probabilmente c'è molto bisogno di concretezza e di poter vivere su una realtà e su una società che dia modo ai giovani di potersi confrontare da un punto di vista pratico, cioè dove possano sviluppare un po' la loro fantasia, ma soprattutto avere un loro progetto che possano realmente cercare giorno dopo giorno di mettere in piedi, perché l'allontanarci sempre più da un concetto di economia reale o di società reale, andando sempre più verso quello che sono concetti di informatica piuttosto che di social, ok? Lì scolli da quello che invece poi è il vivere quotidiano. L'avere un qualcosa di pratico, di reale nelle proprie mani da concretizzare, penso che aiuti tutti a e sia molto importante per crescere anche da questi ragazzi. Allora io chiederei un minuto proprio di silenzio per vedere il prossimo video che non verrà commentato. I'm so tired of being here, suppressed by all my childish fears. And if you have to leave, I wish that you would just leave, 'cause your presence still lingers here, and it won't leave me alone. These wounds won't seem to heal. This pain is just too real. There's just too much that time cannot erase. When you cried, I'd wipe away all of your tears. When you scream, I'd fight away all of your fears. And I held your hand through all of these years, but you still have all
resonating light. Now I'm bound by the life you left behind. Your face it haunts my once pleasant dreams. Your voice it chased away all the sanity in me. These wounds won't seem to heal. This pain is just too real. There's just too much that time cannot erase. When you bright-eyed wipe away all of your tears. When you'd scream, I'd fight away all of your fears. When I held your hand through all of these years, you still Ciao ragazzi, non facciamo nomi perché sarebbero troppi nomi da ricordare, troppi, tanti. Forse Marco, rivedendo queste immagini, penso che ancora adesso la domanda che ti poni potrebbe essere o è: cosa avrei potuto fare di più? Sbaglio? È così, vedo che sei molto commosso, è un video che veramente... questo è un video che ho montato io personalmente ancora all'inizio dell'associazione, appunto per ricordare Enrico e Andrea. Per ogni volta che lo vedo è dura da digerire. È dura da digerire, a quell'età morire per non si sa per cosa, perché come hai detto tu la spiegazione non è arrivata, forse non la sapevano neanche loro. Hanno fatto forse, dottoressa, lasciamo un attimo che Marco si riprenda, hanno fatto un gesto estremo, però la guerra veramente, come ha detto, guarda Alessandra, hai fatto veramente, in poche parole hai detto tutto, guardate che dentro di noi c'è una guerra, questo l'ha detto Alessandra senza che nessuno chiedesse niente. Poi torniamo da Alessandra, cosa vuole dire, dottoressa? Sì, un segnale sicuramente forte, però la guerra è ciò che veramente rende. E vorrei anche invitare una riflessione, perché io credo che a tutti quanti questo video abbia comunque smosso una corda dentro. Io non conoscevo i ragazzi personalmente, è difficile anche per me rivederlo. E questo perché quando diamo un volto, un nome, un cognome alle persone, a queste cose che noi sentiamo come notizie, ci smuove dentro un'emozione e anche una passione, che è quella che poi fa muovere tutto intorno a noi. Quindi quando noi riusciamo effettivamente a parlare di queste situazioni, dando dei particolari, dei dettagli, dicendo appunto non è una storia che racconto così perché l'ho sentita, ma vi racconto chi, cosa, c'è una famiglia intorno a questi ragazzi, ci sono amici, ci sono parenti, ed è proprio quello che fa sì che noi come associazione, come Onlus, riusciamo ogni giorno poi a portare avanti, quindi nelle scuole, incontri pubblici, sportelli ascolto, ed è quello che spero che smuovano anche le persone a casa, le persone qui. Io sono anche orgogliosa di presentare questi giovani artisti, questi giovani cantanti, che però oltre a cantare qui da noi esprimono anche quello che pensano sulla società di oggi. Alessandra, consumismo, social, di tutto e di più, paghette, viaggi, perché tantissimi genitori non sanno più come, secondo me, a dire di no, perché sanno quello che non hanno dato. Allora cercano di pagare quell'affetto, quel dialogo che non c'è, pensando di risolvere il problema con un regalo. Questo secondo me sta succedendo un po' troppo, forse dovrebbero fare meno regali e più ascolto. Cosa ti senti di dire, Alessandra? Che sono d'accordo su questa cosa qua, perché l'affetto è una cosa che non si può comprare. Tu puoi regalare tante cose materiali, ma non riuscirà mai a comprare l'affetto, l'amore, l'amicizia anche. E vedendo questo video, perché come ha detto Marco, loro stavano bene, avevano una famiglia, amici, la fidanzata, erano amici tra loro, cioè si volevano un gran bene. Secondo te cosa può succedere? Ma a volte, parlo in generale, sì, per noi ragazzi,
A volte ci lasciamo buttare tanto giù, cioè basta veramente poco, cioè appunto usiamo una corazza, un'armatura per non far vedere che in realtà stiamo male. È vero? Si maschera con un sorriso, magari provi a uscire con gli amici e dici ma sì, mi passerà, starò bene, però non è così. Guarda che stai facendo un quadro semplicemente con parole anche molto dirette che arrivano agli orecchi di tutti, anche a quelli che non vogliono sentire, che tu stai dicendo: guardate che state facendo poco per noi, noi abbiamo un malessere di vivere, forse dovuto anche al troppo che ci state dando, ma non ci state dando forse quello che vogliamo. Stare insieme, la famiglia, perché la famiglia viene prima di tutto. Cioè il ragazzo secondo te ha bisogno della famiglia, dei genitori? Che stiano vicini, che gli stiano accanto. Sentite cosa sta dicendo Alessandra. Guardate che questa sera non c'è niente di preparato e di studiato. Sono parole che escono dal cuore di questa ragazza che vive nel mondo dei giovani e che sta cercando di far capire questo grande malessere, questa proprio disperazione che c'è all'interno di questi ragazzi, anche per motivi banali, come hai detto giù, però che franano facilmente, forse perché non sono stati abituati da piccolissimi a capire che forse i paletti servono per riemergere, come ha detto giustamente Marco, perché quando vai tanto giù poi devi saper riemergere, però c'è quello che non riesce a riemergere, perché proprio non ce la fa, e se non c'è l'aiuto della famiglia, dottoressa Payar, chi è che lo può aiutare? La famiglia sarebbe fondamentale, poi è anche vero che non sempre siamo magari così fortunati ad avere una famiglia accogliente, per cui ci costruiamo noi una nostra famiglia, no? E quindi magari da adulti riusciamo a capire che le figure importanti non sono state mamma e papà, ma altre. Possono essere attività sportive, possono essere attività di altro tipo, la musica come in questo caso, possono essere veramente gli insegnanti, anzi gli insegnanti sono fondamentali nella crescita, e quindi tutte quelle persone in qualche modo che un ragazzo incontra nella sua strada, perché il percorso comunque è quello, e che effettivamente possono sopperire anche una mancanza, però una mancanza difficile da gestire, da elaborare. Tutto si può elaborare, ma è difficile. Noi abbiamo visto anche, dottoressa Payar, delle volte certi ragazzi che proprio brutti voti, sì, un tema sbagliato, oppure la menzogna enorme, frequento l'università, sì, cioè magari non ci vado neanche. Sì. Come fanno i genitori a non accorgersi, secondo lei, che all'interno di questo ragazzo c'è qualcosa che è possibile che non ci sia un battito di ciglia che una mamma, soprattutto la mamma, non riesce a cogliere? Spesso è capitato anche a noi come associazione, come professionisti, di incontrare ragazzi che avevano detto bugie enormi. Da una piccola bugia, come una pallina su un piano inclinato, si arriva poi a dire mi laureo il mese prossimo, ma in realtà non è neanche finito gli esami, magari non è neanche iniziati gli esami. E lo vediamo spesso e ci domandiamo infatti com'è possibile. Lì c'è proprio la paura della delusione, cioè come se non potessimo noi genitori affrontare una delusione data da un figlio, come se non fossimo in grado, io ho fatto tutto per te e tu adesso non mi porti neanche un voto, un traguardo, questi traguardi scolastici messi come fondamentali, come se poi la vita fosse solo quello, no? Certo. E appunto, come un genitore, allora io non credo che sia colpa solo esclusivamente dei genitori, ma che ci siano tanti fattori. Al tempo stesso però credo che i genitori abbiano magari una piccola pulce all'orecchio, ma che non sappiano come riuscire a trovare la strada. Sono proprio in difficoltà sul come dialogare con questi ragazzi, anche perché il problema noi lo troviamo magari in adolescenza, ma arrivano no, chiedendo: ho un figlio adolescente, mi sembra impazzito, cosa faccio? E io vorrei tanto dire sì, ma abbiamo seminato qualcosa prima? Perché se non abbiamo seminato proprio niente prima, adesso diventa proprio difficile. Perché un conto sono delle indicazioni adesso, se è stato fatto un buon lavoro prima, però se prima non gli ho detto mai no, gli ho sempre detto sì su tutto, l'ho sempre portato in palmo di mano perché i risultati erano ottimi, nel momento in cui c'è un fallimento questo ragazzo cosa fa? Non può accettarlo. Poi sentiamo notizie anche di vario perché tipo. Dobbiamo anche dire la verità che rispetto a una volta il ragazzo d'oggi si è trovato in un mondo che forse non riusciva neanche a capire perché era tutto tanto, cioè soffriva di tutto e di più, cioè non c'era mai limite a niente, come ha detto giustamente la nostra Elvira prima, sua figlia continuava a dire sì
perché la bambina voleva, e giustamente Elvira dice, ma come fai a dire sì in una situazione così? Guarda che c'è un'altra realtà. Ecco, forse il genitore non ha coraggio di vedere una realtà che magari lui non vuole vedere, perché non gli piace, perché non gli interessa. Non abbiamo più la noia al giorno d'oggi, i bambini non si annoiano più. Una volta noi aspettare Natale, Babbo Natale, era un qualcosa di emozionante, no? Ed era proprio anche l'aspettativa. Ma invece che sono troppo annoiati, dottoressa? Però riempiono tutti i momenti con qualcosa da fare sempre disponibile, cartoni animati sempre disponibili, giochi sempre disponibili a cui si può giocare all'infinito, e quindi non hanno più un'attesa, non stimolano la fantasia, quindi, ma fanno delle cose che sono pronte all'uso e quindi non hanno più quella spinta a dover inventarsi qualcosa, e questo è un problema. Però è un problema che la Elvira forse mi darà ragione, noi quando facciamo il Natale, l'Epifania, la Pasqua, regaliamo a questi bambini che non possono comprare i giocattoli, non aver doni, dei doni che ci vengono regalati, e sono doni delle volte nuovi, perfetti, neppure scartati a volte, è vero Elvira, dove che i nostri bambini invece che non hanno niente, quasi niente o pochissimo, portano a casa felici. Questi bambini giocano ancora, queste bambine, con la bambola, col trenino, con la pista. Mi ricordo le macchinette che abbiamo messo, che un telespettatore mi ha portato, delle macchinette bellissime, piccoline, ma proprio lei dovesse vedere la gioia di questi bambini ad avere la macchinetta, dove altri bambini questa macchinetta neanche l'hanno guardata perché era intatta, perfetta. Esatto. Questo non è un messaggio che certi genitori dovrebbero capire, forse di fare un po' un passo indietro e di far giocare ancora i loro bambini, non dico con la macchinetta, ma non di sicuro con questo telefonino? Certo. I telefonini più tardi si introducono meglio è, quello. Poi è anche vero che siamo noi adulti a non saper bene come spiegare l'utilizzo degli smartphone, e quindi in realtà diamo in mano una bomba a orologeria senza sapere come disinnescarla. Avete sentito cosa ho detto? È una bomba a orologeria, l'ha detto un esperto, cioè non è che lo dice la Mirella. Perciò cosa si sente di aggiungere? Mi sento di aggiungere intanto di parlarsi tra genitori, perché non è detto, io sento spesso la frase ma è l'unico che non ce l'ha. Sì, però forse se a monte ci fosse un lavoro tra genitori che fanno squadra, dicono ok, come facciamo? Dobbiamo tutti comprare lo smartphone in quinta elementare? Magari si può ritardare un pochino? Già sarebbe una cosa. E poi poi è chiaro che ci può essere l'eccezione, però se in una classe la maggior parte seguisse un certo filone già avremmo fatto un passo avanti. Poi informarsi sui rischi, informarsi e anche ragionare. Se do a mio figlio un telefono e lo rompe, forse vuol dire che non è abbastanza maturo per averlo, quindi non so a ricomprarglielo, magari aspetterò un po'. Cioè a volte i ragionamenti basilari sono quelli più efficaci. Elvira, cosa vuoi aggiungere a quello che ho detto io appunto al nostro banco solidale, dove vediamo queste mamme, questi bambini che giocano con dei giocattoli che noi diciamo ma chissà se li prenderanno? Sì, li prendono, arrivano di corsa e vanno dove noi li abbiamo messi in porta bebè molto grande, e si tuffano lì e li apprezzano molto. I peluche, quanti peluche. Sì, ma tutto apprezzano, e poi scappano fuori con uno pensando che noi non li vediamo, ma noi li regaliamo, li abbiamo lì apposta che se li prendano, ma poi sbaruffano uno con l'altro. È bellissimo vedere, bello, ecco, forse sì. La povertà forse porta anche a capire che qualcuno deve fare un passo indietro, dottoressa? Diciamo che saper apprezzare le cose è un qualcosa che ci passano dalla famiglia, quindi saper apprezzare il piccolo gesto, il piccolo regalo, che per loro in realtà è enorme, non avendo magari niente, è un qualcosa che ci tramandano. Poi crescendo noi ovviamente abbiamo delle interazioni ambientali che ci cambiano, però a una base insomma tutto si può modificare, non è detto che perché una famiglia... Io non sono mica dell'idea, dottoressa, che non bisogna prendere il telefonino, non sono proprio dell'idea. Io sono dell'idea che tu puoi anche prendere il telefonino, però lo devi gestire tu genitore il telefonino, non lo deve gestire il ragazzo il telefonino. Io te lo do nel momento che sono sicura di essere presente, di vedere quello che fai col telefonino, poi te lo prendo e te lo ridò quando decido io.
Invece succede che regalano il telefonino, noi sappiamo benissimo quanto bravi sono a gestire il telefonino, secondo me le mamme ce l'hanno in pancia ormai il telefonino, perché a 3 anni tu glielo dai e loro fanno già così, sanno già, è una cosa incredibile, il mondo va avanti benissimo, mi sta bene, però tu genitore devi gestire il telefonino, regaglialo, ma devi gestirlo. Cosa dice, dottoressa? Sì, di per sé la tecnologia va benissimo, anzi ci mancherebbe, il fatto è proprio la non gestione da parte del genitore, la non gestione un po' per non conoscenza e un po' perché non pensano sia importante farlo, invece devo controllare, che poi può anche voler dire io ti do il telefono, mi fai vedere tu le cose, le varie applicazioni, i messaggi, me le fai vedere tu in mano tua, però vediamo insieme. E nel momento in cui le mie regole vengono trasgredite c'è una punizione che non vuol dire una punizione ovviamente corporale, ma una punizione nel senso te lo tolgo, comunque rinuncio a qualcosa e te la do davvero, perché oggi siamo un po' abituati a dispiacerci per la punizione e toglierla. No, però se magari mio figlio non mi dà il bacino della buonanotte, allora no, non gliela do più perché ci rimango male. Non siamo abbastanza temprati per riuscire noi a sopportare il male che poi fanno e la punizione, no? Darla loro. Alessandra, cosa vuoi aggiungere? Sei d'accordo del telefonino, di gestirlo, di non gestirlo, di non averlo, di non regalarlo? Come la vedi tu? Ma per i ragazzi che iniziano la prima media, io il cellulare me l'avevano regalato quando ho fatto la comunione, sì. Però i miei genitori hanno deciso di darmelo in seconda media. Hai capito? Che dovevi crescere un po'. Perché dovevo ancora aspettare, dovevo crescere e maturare. E come l'hai vissuto questo momento e questo no? Va tranquillamente, sarà che forse quando io ero bambina, no? Cioè, trovavi altro da fare, perché adesso la maggior parte... quelli che nascono sono già appunto col telefono in mano. È vero. Però... Lo trovi sbagliato, Alessandro, da 20enne? Cosa daresti invece che al telefonino a questi ragazzi? Giocare fuori al parco, nascondino, cioè... I giochi di una volta? Sì. Perciò vuol dire che voi le tradizioni che noi cerchiamo di tramandare, di tenere nel territorio sono importanti per voi? Sì. Avete sentito? E allora dopo queste parole di Alessandra guardiamo il punto di Leopoldo Bottero. Cosa dirà Leopoldo Bottero? Speriamo bene. Buonasera. A tutti, proprio a tutti toccherà morire, su questo non ci sono dubbi. Come diceva Totò a Livella, su questo piano siamo tutti quanti uguali. E quando muore qualcuno è sempre una tragedia per chi resta, perché... anche se vecchio, una persona ha sempre i suoi cari intorno che se lo sarebbero tenuti. Il problema è un altro, il problema è che qualcuno non ce la fa ad aspettare e si toglie la vita prima. E lì qualcuno avrà avuto delle esperienze, anch'io, dei conoscenti che hanno fatto questa scelta e in genere non si capisce mai perché, non c'è un motivo che gli altri vedono, è evidente che loro ce l'avevano il motivo. È evidente che hanno deciso che avrebbero sofferto di meno così che a tirare avanti, anche per problemi che magari per gli altri non sono di nessun peso, ma la depressione non si vede, non è come la lebbra che fa le bolle, che fa le piaghe, la depressione a volte viene mascherata benissimo e quindi se vogliamo affrontare questo problema in maniera positiva bisogna che intanto chi sta vicino a tutti si accorga se c'è qualcosa che non va, le famiglie, gli amici, i genitori, perché in tanti casi sono dei ragazzi giovani che senza nessun motivo apparente, almeno per noi, si tolgono la vita. E ben vengano queste associazioni che ci sono adesso, che se ne occupano, così si crea una sensibilità e si crea anche una cultura che non abbiamo rispetto a questo fenomeno che sappiamo tutti che è negativo. E l'importante è che trattiamo con molto rispetto questi fatti qua, perché una persona che si toglie la vita ha sicuramente sbagliato tutto, ma è una persona di grande coraggio e va rispettata, anche nella sua memoria. Caro il nostro Leopoldo, io spero che trovino qualcosa, che io sto così bene qua, spero che non avvenga mai, speriamo che trovino qualcosa perché si sta bene anche la gioia di vivere. Io ho la gioia di vivere, lo so che nasci così, ma ce l'hai dentro questa gioia e fin da bambino questo traspare dentro di te ed esplode e ti fa assaporare anche le piccole cose. Purtroppo Marco, come abbiamo sentito
e come tu ti ringrazio di averci portato questi video molto importanti invece per far capire che purtroppo tanti ragazzi questa gioia di vivere non ce l'hanno, ma dobbiamo cercare di dargliela loro, perché nessuno nasce perfetto, però si possono trovare delle soluzioni. Intanto i complimenti per questa giornata che fate sabato, poi riprenderemo la locandina e ridiremo gli orari, tutto quanto, ma è importante soprattutto ascoltare, cercare di informare sempre di più e di ascoltare questi ragazzi. Cosa vuoi aggiungere, Marco, alle parole che ha detto il nostro Leopoldo Bottani? No, io concordo pienamente con Leopoldo, soprattutto nel ricordare i ragazzi che scelgono questa strada brutta nel terminare la propria vita, come li ricordavamo una volta, quindi di non giudicarli e di ricordarli nel bene. E in più aggiungo che chiunque avesse bisogno, noi come associazione ci siamo. Abbiamo 2 punti di ascolto, uno a Sagareda e uno a Treviso. Quello a Treviso è gestito dalla dottoressa Gaia Paiar, l'altro è gestito dalla dottoressa Alessandrini Bombini, e possono chiamare il nostro numero fisso, che possono tranquillamente ricavarlo tramite Facebook o tramite il nostro sito internet, e possono chiamarlo. Lì c'è una voce, un centralino automatico che devia la chiamata in base alla loro scelta, quindi chi è più vicino a Treviso può premere il pulsante numero 3 e la chiamata viene gestita dalla dottoressa Paiar, oppure chi è più vicino a Sagrada preme il pulsante numero 2 e la chiamata viene gestita dalla dottoressa Bombini. Se ovviamente le dottoresse sono impegnate nel loro lavoro quotidiano, a noi arriva una email con un messaggio che dice che questo numero ha tentato di contattarvi, quindi richiamiamo il prima possibile, quindi nessuno viene dimenticato e tutti vengono ascoltati. Un'altra domanda che mi viene proprio di farti, ma questi amici di questi ragazzi sono vicini alla vostra associazione, si fanno vedere, tu sorridi perché io so, immaginavo e immagino, vivendo forse un po' anche assieme a loro, cosa succede a questi ragazzi, spiega? Il brutto è proprio questo, quando succedono questi fatti, chi è vicino, tranne i familiari, spariscono, non si vede più nessuno. A me dispiace molto che questi ragazzi, amici di Enrico, di Andrea, non ci contattino o non vogliono far parte di questa associazione, perché noi abbiamo bisogno dei giovani, dobbiamo sentire il loro punto di vista e capire quali situazioni ovviamente loro vivono in il mondo di oggi, perché io purtroppo rispetto al mio cognato o magari ragazzi 20 anni sono di un'altra generazione, quindi magari le mie esperienze le ho fatte, si parla ormai di sono 20 anni, 14 anni fa, 15 anni fa, le mie esperienze le ho già fatte e le ho superate. Ovviamente avere in associazione dei ragazzi ventenni per noi è molto d'aiuto, perché capiamo assieme a loro quali sono le problematiche del mondo d'oggi. Anche perché loro hanno bisogno dei coetanei, tanto è vero che loro fanno gruppo, loro si sentono forti quando sono in gruppo, specialmente anche se hanno un leader, i fragili hanno bisogno di un leader e credono in quel leader a costo. Vediamo anche a scuola cosa succede, c'è la massima omertà, abbiamo visto anche nelle morti che sono successe di questi ragazzi in vacanza, non parlano e loro sanno benissimo cosa è successo, loro sanno tutto però non parlano, si chiudono a riccio e dentro quel nucleo là tu non entri. Ma allora a questo punto non sarebbero forse le famiglie che dovrebbero aiutare, dottoressa, a portare questi ragazzi, visto che erano amici di questi 2 meravigliosi ragazzi che non ci sono più, a confrontarsi con questa realtà e entrare in queste associazioni? Diciamo che le famiglie sono a volte le ultime a sapere le cose, quindi in effetti è un argomento difficile da gestire nel rispetto, come ha detto Leopoldo sicuramente. Sì, possono essere un ponte importante le famiglie, bisogna vedere come questo argomento è stato poi trattato da loro, con loro e che tipo di dialogo sia instaurato con i ragazzi. Già avere l'apporto delle famiglie per noi sarebbe importante. Certo, cioè questi genitori vengono da voi perché erano amici, sono genitori di amici di loro figli che non ci sono più, come mai allora non vengono? Sì, anche perché sarebbe l'esempio di cui parlavamo prima. E anche per migliorarsi come genitori, perché voi insegnate anche a migliorare, a fare un percorso diverso che magari proprio grazie alla vostra esperienza, al lavoro che fate e la specializzazione che avete preso vi aiuta per aiutare voi, però non vengono. Avete sentito? E questa è la tragedia. Io spero di parlarne sempre, di parlarne continuamente, sperando che qualcosa cambi. Allora adesso, visto che abbiamo parlato di Banco Solidale, andiamo a vedere anche il nostro Banco Solidale.
Quali sono i numeri definitivi del 2018? Allora, noi abbiamo dato viveri a 3.976 nuclei familiari per un totale di 11.934 persone e abbiamo distribuito, grazie al Banco di Verona e a tutti gli aiuti, al Despara, al Panificio Sozza, a tutti quelli che ci danno viveri, insomma, e abbiamo distribuito 82 tonnellate e 184 kg di viveri. Inoltre, ogni settimana noi diamo un assegno ad una famiglia bisognosa. Ecco, sono numeri importanti ormai. Sì, direi proprio di sì, soprattutto, visto poi che ci arriva il 5 per 1000 eccetera, possiamo aiutare tante persone con gli assegni ogni settimana. Come si suddividono fra italiani e stranieri? Allora, italiani abbiamo 2415 nuclei che corrispondono a 5.123 persone, mentre per gli stranieri abbiamo 1.561 nuclei che corrispondono a 6.811 persone, perché gli stranieri hanno 8, 9, 10, 6, hanno molto componenti della famiglia, mentre gli italiani sono 2, 1, qualcuno anche di più, ma la maggior parte sono gli anziani che hanno bisogno di tutto, che non arrivano a fine mese e quindi... In base a questi numeri sono comunque tanti gli italiani e i veneti che si rivolgono al banco. Certamente ogni settimana ne abbiamo anche di nuovi e ci sono tante famiglie che non ce la fanno ad arrivare a fine mese, che quindi vengono qui da noi a prendere la spesa, a prendere il vestiario, qualsiasi cosa che ci chiedono noi la diamo, se ci è possibile naturalmente, ma sono proprio tanti gli italiani, tanti anziani anche abbiamo oltre alle famiglie. Uno dei prodotti più richiesti qui al banco sono le coperte. Sì, attualmente addirittura siamo scarsi perché cominciamo già a distribuirle da settembre e abbiamo, diciamo così, bisogno, se c'è qualche, oltre a ringraziare quelli che ce le hanno già portate, avremo bisogno anche di coperte sia matrimoniali sia singole e anche biancheria da letto tipo lenzuola, federe, perché c'è tanta richiesta e siamo sempre scarsi. Pensate quanta gente c'è al freddo in questo momento e che non ha neanche i soldi per prendersi le lenzuola o per cambiare le lenzuola, insomma. Vi ringraziamo se in questo senso ci portate qualcosa di questo che abbiamo estremamente bisogno, che viene sempre richiesta ogni settimana, e anche se avete guanti o calzetti di lana, sono cose che la gente richiede, che ha bisogno con questo freddo. Ci sono poi tante altre persone che portano anche altre cose necessarie. Quali sono? Sono casalinghi, pentole, bicchieri, piatti, e poi ci sono delle persone anche che ci portano delle buste che la Mirella apre ogni settimana. Noi le ringraziamo tantissimo perché con queste cose possiamo aiutare tante persone, oltre all'assegno che la Mirella dà ogni settimana, diciamo paga bollette, aiuta vari piccoli nuclei familiari. E quindi ringraziamo tanto queste persone perché sono proprio di buon cuore. Ecco. Il giorno di consegna sarebbe il martedì, però capita anche questo. Oggi è mercoledì, come avete potuto vedere, e arrivano in continuazione persone che vogliono regalare. Come si fa a mandarli indietro? Però non le facciamo entrare per una questione di privacy, che ci teniamo tantissimo, perché è anche giusto fare questo. Però le persone, come vedete, continuano a portare sempre cose, avete visto anche cose molto utili e molto importanti. Come vedete noi abbiamo i cartelli dove abbiamo gli orari di apertura, ricevimento merce, la distribuzione, vietato entrare, ma adesso faremo una porta nuova perché con questa porta entrano tutti. Comunque grazie sempre a tutti per questa disponibilità che hanno nei nostri confronti. Ho detto quanto freddo abbiamo. Elvira, cosa vuoi aggiungere allora? Parla tu adesso, perché il Banco Solidale l'abbiamo visto, vai. Ecco, cosa vuoi che ti dica? Che abbiamo 12.000 persone circa che aiutiamo, poi noi dobbiamo ringraziare anche gli alpini. Stai parlando di nuclei adesso? Sì,
No, di nuclei di persone. Di persone. I nuclei sono circa 4.000. Ecco, tutto bene che 3.000, l'ho detto, ecco, anche lì. Ripetilo, Elvira. Allora, i nuclei sono 3.976, le persone 11.934 e abbiamo distribuito al 31 dicembre 2018 82 tonnellate e 184 kg di viveri, ma poi diamo appunto coperte, vestiario, scarpe. Abbiamo anche una piccola biblioteca sia per i bambini che per gli adulti e la gente viene lì e se vogliono prendono e se la tengono, se invece non hanno spazio ce li riportano e ne prendono altri. Poi io volevo ringraziare anche gli alpini che 2 volte all'anno fanno una grande raccolta di viveri e la portano da noi e ci serve, tutti i privati che diciamo siamo senza zucchero, senza caffè che tutti ci richiedono, allora arriva la signora con 10 pacchi di caffè, con 10 kg di zucchero che noi naturalmente dopo distribuiamo. Dopo cosa posso dire? Fatemi vedere. Beh, Puoi sì. dire magari che stiamo aspettando il bilancio e tanti diranno certo, stiamo aspettando il bilancio finale di quest'anno che il nostro commercialista sta preparando. E poi diremo come tutti gli anni. Sì. Naturalmente poi diremo anche del 5 per 1000, esatto. Chissà che anche quest'anno Elvira parte già in quarta, così già promuove per i veneti il 5 per 1000 che dobbiamo certo. ringraziare, vero Elvira? Sì, perché siamo arrivati a livello di grossissime associazioni, essendo noi piccolini e ignorati da una buona parte. Ma noi grazie alla televisione, come si chiama, la Media Nord-Est, che ci fa pubblicità, che ci sostiene, abbiamo avuto dei numeri favolosi, molto. E allora andiamo a vedere l'assegno. Certo. Ciao grande famiglia, oggi siamo nella prima periferia di Treviso e siamo a casa di Michela. Michela è una giovane donna, una mamma, ha una bambina di 7 anni con dei grossi problemi. Michela ha bisogno di essere aiutata perché non ce la fa, i problemi sono tanti, le spese sono tante. Cosa vuoi dire, Michela? Io ho problemi economici forti e sono disoccupata perché la bambina ha anche un problema e quindi non posso impegnarmi totalmente nel lavoro come tutte le persone, come facevo una volta. Quindi lei va seguita 24 ore al giorno. Poi in altre 2 ragazze che sono più grandi vanno a scuola, le spese sono sempre tante e non si riesce più di tanto ad andare avanti, quindi i problemi sono tanti e le spese sono tante. Quanto ti ha aiutato e ti aiuta il Banco Solidale? Perché tu vieni, sei sempre molto discreta, non chiedi mai niente, delle volte siamo noi volontari che ci avviciniamo e ti chiediamo: Michela, hai bisogno di qualcosa in più? Perché ecco, è proprio la tua riservatezza. Sì, è vero, sono riservata, un po' mi vergogno perché sono una persona che non vorrebbe chiedere mai. Vorrei fare tutto da sola, ma mi rendo conto che non ce la faccio. Quindi il Banco Solidale mi ha aiutato tantissimo, a me e alla mia famiglia con la spesa e non solo col cibo, perché ci sono anche tante cose da vestire che ho potuto trovare per la casa, quindi mi sta aiutando tanto a me e le mie ragazze. Ascolta Michela, tu hai questo problema con questa bambina, giustamente dici io devo seguirla 24 ore su 24, non può essere lasciata sola, ma ti sei rivolta ai servizi sociali, ai comuni, all'assessore, al sindaco. Le risposte quali sono, Michela, per una situazione come la tua, che è una situazione importante? Mi sono rivolta sì, all'assistente sociale e più di tanto aiuti per la bimba adesso non ne vedo. Lei è seguita a Treviso da un'altra parte per fare della terapia e in qualche maniera comunque mi sta aiutando. Però ho bisogno di più aiuto perché così è poco, per me è poco. Gli altri ragazzi quanti anni hanno, Michela? La grande ha 17 anni e l'altra ne fa 14 il prossimo mese.
Perciò portare avanti una famiglia da sola, disoccupata, perché tu sei separata, giusto Michela? Divorziata e perciò hai questo problema che come capite le spese sono veramente tante. Questo reddito di cittadinanza, che tanti dicono ma non è giusto, ma, a te quanto farebbe comodo? Tantissimo, nella mia situazione tantissimo, perché con tutte le spese che ho probabilmente riesco un attimo a far fronte a queste spese che sono, come ho detto prima, tante, e quindi anche le ragazze crescono, la piccola cresce perché ha 5 anni, quindi è molto veloce nella crescita, ha sempre bisogno di vestire e quindi per me è molto importante, molto. Allora Michela, sai cosa facciamo? La borsa non te l'ho portata perché sei venuta mercoledì, perciò era assurdo che io ti portassi la borsa, però ti ho portato una cosa importante che grazie alla grande famiglia riesco a dare anche questa settimana. Questo Michela è l'assegno della grande famiglia di Rete Veneta, qualcosa servirà per farti respirare, cara. Perché io so quanto bisogna tu di respirare, quante sono le spese, specialmente con 3 ragazzi, cioè una bambina e 2 ragazze, ormai sono 2 ragazzi, perciò spero che questo ti aiuti a respirare un po' di più e magari arrivare mercoledì prossimo al nostro banco solidale con un bel sorriso. Cosa dici? Cosa vuoi dire alla grande famiglia? Senz'altro, vi ringrazio a tutti, grazie di cuore e sono emozionata. Grazie, tante grazie. E anch'io dico grazie. E adesso posso dare un bacio alla bimba? Adesso vado a dare un bacione a questa bellissima, perché lei è bellissima bimba. Avevo una encefalite erpetica, ok? E sarebbe il virus dell'herpes, qui che avevo qua da neonata. E l'ha incontrata, non so se ha contatto con me dentro la pancia e ha rischiato di morirmi per la seconda volta perché avevo portato in ospedale con una crisi epilettica, ok? 40 di febbre, stavo entrando in coma, ho fatto 1 mese di ospedale. Allora vuole un giocattolo, io so cosa, allora mercoledì porterai a casa questo giocattolo alla tua bellissima bambina, i tuoi occhi si emozionano, Sì. Quanto bene vuoi a queste ragazze? Sono la mia vita, la mia vita. Che dire? Scommetto vi ho lasciato senza parole. Questa è una mamma che sta combattendo, come ha sentito dottoressa, aiuti molto pochi, ha una bambina che deve essere seguita 24 ore su 24, lei non può lavorare con questo male che ha questa bambina, adesso cercheremo di capire come mai non arriva l'accompagnatoria. Io mi domando veramente cosa sta succedendo nel mio paese, perché se non diamo le accompagnatorie a queste persone mi domando a chi dobbiamo darle. È una bambina che ha dei traumi terribili e perciò, come dice la mamma, io non posso lavorare perché devo seguire questa bambina, ha rischiato 2 volte di vedersela portare via perché stava morendo, però ce l'ha fatta. Io mi sono ripromessa di seguire questo caso, di vedere se riusciremo a trovare una soluzione, perché secondo me la soluzione c'è. Abbiamo la fortuna di avere un grandissimo direttore generale dell'ULSS, una persona molto vicina alle persone, tanto è vero che si sente, si vede, cosa che non succedeva anni fa, vediamo veramente che è sul territorio e che si sta dando molto da fare. E questo è importante perché quando lui viene alle nostre trasmissioni dice sempre chiamate la segreteria, io ci sono, io risponderò, perché è anche il suo ruolo. Però io penso anche a quanto bisogna anche questa mamma, oltre alla bambina, anche lei di essere sostenuta. Ha 3 ragazze, 3 minori, per lo più 3 minori, con dei problemi, con delle esigenze, con la scuola. Ma come si fa, dottoressa? Perché veramente bisogna anche capire, ma noi donne, cosa dobbiamo fare per far capire che ce la mettiamo veramente tutta per combattere, come ha detto giustamente Alessandra, questa guerra che non a causa nostra delle volte, perché magari matrimoni sbagliati, tante cose, però ci fanno sentire sole e dobbiamo rimboccarci le maniche. È proprio il punto, ci sentiamo sole. Pensiamo di essere le uniche a provare tutta una serie di emozioni, invece è comune, ma non lo sappiamo.
ci sentiamo sole e schiacciate dalle pressioni che poi ci arrivano, no? Perché le pressioni sono sempre più forti. Questa mamma viene richiesto di essere mamma, di essere lavoratrice, di gestire la casa, tutto da sola. Ed è una problematica, sicuramente questo caso è molto forte, ma è molto diffusa. Cioè io vedo tantissime donne che non riescono a sopportare il peso di tutto questo. Io una parte del mio lavoro è con le neomamme e io in questo lo vedo tantissimo. Loro dicono: ma io non ce la faccio a gestire tutto, ma sono l'unica. Ma neanche il primo figlio delle volte non riescono a gestire, hanno bisogno proprio di aiuto. Sì, di aiuto e di sapere che ciò che provano è normale, perché dopo il parto non siamo tutte già in forma al lavoro con tutto perfetto, no, siamo tristi. Siamo tristi ed è normale, sono gli ormoni, non c'è niente di strano, però non lo sappiamo prima. Lo sappiamo quando lo affrontiamo e quando lo affrontiamo ci sentiamo alieni perché non siamo in grado di capire che effettivamente è normale. E a volte parlarne un po' di più servirebbe anche per spianare un po' la strada. Noi ce la mettiamo future. tutta, dottoressa, penso che anche a casa, perché è una grande famiglia che mi segue, che ci segue, di questo ne sono orgogliosa e onorata. Adesso vedo che la nostra bravissima, ma veramente brava sotto tutti i punti di vista, sensibile e gentile, la nostra Alessandra Giacomin, che finisce la prima parte di questa puntata con quale canzone? Cosa hai scelto, Alessandra? Somebody to Love dei Queen. Una roba da niente. Prego, Alessandra. Grazie. Find me somebody to love. Ooh, hey. Each morning I get up, I dial it up. Hammer, stand on my feet. Take a look in the mirror and cry. Lord, you went to me. I spend all my years in believing you, but I just can't get no relief. Lord, somebody, oh, somebody, can anybody find me somebody to love? I work hard every day of my life. I work till I ache in my bones. At the end of the day, I take all my heart and lay on my own. I get down on my knees and I start to pray till the tears run down from my eyes. Lord, somebody, oh, somebody, can anybody find me somebody to love? Every day I try, but everybody wants to put me down. They say I'm going crazy. They say I got a lot of water in my brain. I got nobody left to believe in. Yeah, 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 somebody, can anybody find me somebody to love? Anybody find me someone to love? I got no good, I just keep losing my beat. I'm alright. He's alright, he's alright. Please don't hit me. I just gotta get out this prison cell. One day I'm gonna be free. Love, find me somebody to love. 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 Find
pochissimo, non cambiate canale, rimanete con noi, a tra pochissimo.